E la radio abbiamo portato Elias Canetti al livello di Jean-Pierre e questa cosa ci piace molto. Questo è un messaggio soltanto per i più raffinati esegeti di questa trasmissione. Io intanto però saluto e ringrazio, come tutti i venerdì, per la sua presenza qui, gratis naturalmente, questo va precisato di questi tempi, è il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia alla Bocconi. Professore, buongiorno e grazie Buongiorno a davvero voi e per a tutti essere gli con noi. ascoltatori. Poi per 2 settimane non ci sentiremo in diretta, ritorneremo alla terza settimana a partire da questa. In ogni caso, professore, io vorrei partire da un tuo bell'articolo, che riguarda una politica economica della quale si parlò a suo tempo. In realtà anche Kennedy, qualcuno sostiene, fece riferimento a questo tipo di politica economica quando pronunciò la famosa frase, derivata peraltro da una presa di posizione degli industriali americani del New England, ovvero la frase per cui l'alta marea solleva tutte le barche, comprese quelle più piccole, no? Applicata da un punto di vista di politica economica e fiscale, questa visione delle cose, per cui se tu favorisci, come dire, la crescita economica dei più ricchi, ne beneficiano anche i più poveri, più o meno, così questo era il senso della frase kennediana, spinto più all'estremo diventò la Reaganomics e la Trickle Down Economics. Cosa significa trickle? In inglese significa gocciolare giù. Cioè se tu fai sgravi fiscali ai ricchi e alle corporation, alle grandi imprese, ne beneficiano anche i poveri. Partiamo da lì, però io farei un passo indietro perché lo fai giustamente anche tu. Questa trickle down economics, per cui se io taglio ai ricchi e alle grandi imprese ne beneficiano tutti, è un'innovazione vera, è un'innovazione di parole o è un fallimento economico? Questo è il tema del tuo articolo. E a proposito di innovazione, fammi fare una piccola precisazione. Giustamente tu ricordi che le innovazioni, quelle vere, sono l'elettricità, il motore a vapore, prima ancora, come ci ricorda il grande economista che tu citi, Carlo Cipolla, le innovazioni furono nel Cinquecento le vele e i cannoni, grazie ai quali l'Europa ebbe supremazia nel mondo, no? E nel mondo economico tutto è innovazione continua. Tu lo scrivevi nel 1980 in un saggio intitolato L'innovazione tecnologica nelle aziende di produzione. Dopo 45 anni hanno pensato bene che questo concetto valesse il Nobel dell'economia per il 2025, no, professore? Insomma, ne abbiamo già parlato di questo, però se tu consenti, perdonami la lunga introduzione, ma se tu consenti prima di affrontare quell'interessantissimo tema del trickle down, cioè è vero, come sostenevano gli spiriti liberisti dagli anni 90 in poi, che se io faccio il bene delle grandi imprese e dei ricchi, tutto gocciola giù il benessere anche ai poveri, ai meno abbienti, cosa di cui si è discusso ampiamente, ne discuti anche tu in questo articolo, però se sei d'accordo, professore, fammi fare un'incursione nell'attualità, perché un fatto rilevante sta accadendo in questi giorni, ovvero la pressione degli Stati Uniti sulla Cina attraverso anche qui delle armi essenzialmente economiche. Non soltanto i dazi, ma i dazi combinati alle sanzioni americane dirette a due grandissime imprese petrolifere russe, cioè Lukoil e Rosneft. Le sanzioni americane sono dirette anche ai paesi europei che dovessero beneficiare del petrolio russo, no? E questo ha indotto anche l'Europa a agire coordinatamente con gli Stati Uniti per rafforzare le già esistenti sanzioni alla Russia. Comunque le sanzioni americane a Lukoil e Rosneft hanno anche avuto effetti geopolitici importanti su nazioni già colpite dai dazi o minacciate dai dazi americani, la Cina e l'India. Allora, la faccio breve per gli ascoltatori, però poi ti lascio un breve commento, perché la questione questa volta mi sembra veramente interessante da analizzare anche sotto il profilo economico e geopolitico. Comunque, queste sanzioni assai pesanti sulle due principali imprese russe del petrolio rischiano di mettere all'angolo non solo la Cina, perché la Cina avrebbe già iniziato a sospendere gli acquisti di petrolio russo, per qualcuno soltanto in maniera temporanea, perché poi troveranno il modo di riacquistarlo come stanno facendo da quando l'Europa ha messo le sanzioni, quindi secondo molti è aggirabile questa cosa, però per il momento la Cina ha dato un segnale di raffreddamento nei confronti di Putin, così come l'India, che sarebbe pronta a sua volta a fermare i flussi dalla Russia.
Il fatto è che Rosneft e Lukoil rappresentano la metà di tutte le esportazioni petrolifere russe, più di 4 milioni 400 mila barili al giorno. E quindi queste sanzioni rischiano di essere molto pesanti perché Cina e India, di questo volume totale di 4 milioni 400 mila barili al giorno di greggio esportati dalla Russia, la Cina e l'India ne assorbono più della metà. Quindi lo stop degli acquisti indocinesi sarebbe un durissimo colpo anche alla Russia. Peraltro, su Politico, la testata politico.eu, c'è un bell'articolo su questo tema che sintetizzato la mette così. Trump sta facendo adesso ciò che Bruxelles non è riuscita a fare, cioè l'Europa, l'Unione Europea non è riuscita a fare, cioè eliminare il petrolio russo dall'Europa, perché come dicevamo le sanzioni sono minacciate anche nei confronti di quei paesi europei, non soltanto Slovacchia e Ungheria, ma altri che attraverso triangolazioni si riforniscono del petrolio russo. Quindi Trump, per paradosso, sta facendo ciò che l'Unione Europea non è riuscita a fare, eliminare il petrolio russo in Europa, perché queste sanzioni statunitensi saranno catastrofiche per le attività della Lukoil, che è molto presente in Europa, non solo, dicevo, Slovacchia e Ungheria, ma anche per esempio il Belgio e tanti altri paesi europei dove la Lukoil ha addirittura dei distributori in giro per i paesi. Insomma, l'ho fatta un po' lunga, però ti lascio subito la parola, professore, perché mi sembra che questa situazione qui valga un commento. No? Abbiamo già parlato a suo tempo dei dazi. Chiudo il quadro dicendo che Donald Trump ha sospeso le relazioni commerciali con il Canada, a proposito di dazi e di Reaganomics, perché il Canada ha fatto girare uno spot dove ha utilizzato alcune parole di Ronald Reagan che a suo tempo erano contro i dazi, no? Perché Reagan diceva alla fine chi è che paga i dazi? Li paga il consumatore, li paga il cittadino qualunque che vede rincarare i prezzi delle cose che compra. In realtà la Reagan Foundation ha detto non era proprio così, il discorso integrale di Reagan era molto più complesso, però il Canada ha utilizzato quel passaggio lì per dire anche Reagan era contro i dazi. Trump si è incazzato parecchio e ha detto sospendo le relazioni commerciali con il Canada per questo atto vergognoso. Professore, a te la parola. Queste Beh, sanzioni contro le imprese russe avranno l'effetto, come dice Politico, di realizzare ciò che l'Europa non è stata in grado di fare, cioè eliminare il petrolio russo in Europa? ma è difficile dire queste cose e sicuramente un primo effetto è quello dell'aumento del prezzo del petrolio, che guarda caso a ridosso delle dichiarazioni di Trump il prezzo del petrolio è aumentato. E quindi questo potrebbe essere poi anche un problema per gli Stati Uniti perché l'aumento del prezzo del petrolio è un problema per tutti. Cambiare improvvisamente i flussi di petrolio non è così semplice, nel senso che ci sono dei tempi, non è che tu puoi sospendere, tiri giù la tapparella e dalla sera alla mattina non ce l'hai più, insomma. È chiaro che gli eventuali minori acquisti di petrolio da parte della Russia devono essere compensati da un pari importo di petrolio, fra virgolette, da altre parti del mondo. E qui il problema diventa che o lo riprendi dagli Stati Uniti, ma però anche loro prima o poi con il petrolio da scisto finiranno perché non possono continuamente sfondare il sottoterra e quindi c'è il problema che il petrolio da scisto te lo faranno pagare di più, però non ne avranno all'infinito sostanzialmente. D'altro canto, gli Emirati Arabi hanno già il loro quantitativo da smerciare, quindi il problema si tratterà di vedere come si farà fronte a questa azione da parte di Trump. Il prezzo del petrolio aumenterà e quindi si tratta di capire come funziona, ripeto, non è che puoi chiudere dalla sera alla mattina un rubinetto perché l'acqua di cui hai bisogno da qualche altra parte la devi avere e i flussi sono quelli, quindi non sarà così semplice né così scontato. Certo è che questo è un segnale di ulteriore rafforzamento delle posizioni nei confronti di Putin sull'Ucraina. Eh,
l'Europa è in mezzo e quindi oscilla tra una posizione e l'altra. Certamente l'effetto delle sanzioni russe sulla Russia e sul petrolio hanno danneggiato l'Europa, in modo particolare hanno danneggiato la Germania. La Germania e la Russia erano una combinazione molto forte, cioè tecniche e materie prime messe assieme. La Germania, a seguito delle sanzioni russe, ricordiamo che il 21-22 sono stati 2 anni molto difficili, primo perché abbiamo avuto il Covid e quindi questo è stato un evento, fra virgolette, non generato da qualcuno, ma insomma con un effetto devastante a livello mondiale, e nel 22 abbiamo avuto l'attacco di Putin all'Ucraina, quindi in 2 anni abbiamo avuto 2 forti pressioni sui conti economici e sulle posizioni debitorie e finanziarie dei paesi, in particolare la Germania, che oggi si trova in profonda difficoltà. Per quanto riguarda i dazi, Sì. allora va detta una cosa, che Reagan le ha dette quelle cose lì, le ha dette anche nel 30, le aveva dette anche, non mi ricordo, un economista americano che a seguito dei dazi posti dagli Stati Uniti a 27-28 paesi ebbero una flessione nella crescita economica. Ora, in realtà non si può prendere quello che ha detto Reagan con quello che fa Trump, perché Reagan allora aveva un dollaro che era dominante, aveva una politica commerciale forte, aveva un potere, fra virgolette, economico forte e non aveva il debito, cioè non aveva il debito che oggi ha Trump. Quindi Reagan parlava di queste cose in un contesto economico-finanziario totalmente diverso da quello di oggi, insomma, no? Per cui è evidente che Trump oggi si trova a combattere un debito di quasi 40 mila miliardi e deve a tutti i costi intervenire per trovare delle entrate, delle maggiori entrate fiscali, e contemporaneamente, e qui secondo me c'è un altro fatto importante, e contemporaneamente una posizione di stallo sullo showdown del debito pubblico americano. Ricordo agli ascoltatori che il debito pubblico americano ha un tetto che viene fissata dal Congresso, e se si supera questo tetto è necessario che il Congresso si esprima a favore dell'accettazione dell'aumento del debito, in attesa della posizione del Congresso. Questo che cosa comporta? Che tutti i dipendenti pubblici vengono privati del lavoro e del salario, alcuni casi Mm. anche dell'uso delle carte di credito. Quindi che cosa succede? Che è chiaro che di fronte a una situazione di questo genere Trump, a mio parere, sta usando i dazi con lo showdown con la stessa strategia, e cioè lui dice: io ti tiro il sasso, poi vediamo prima di tirare indietro la mano che cosa mi rimane. Quindi io credo che questa operazione sui dazi, che lui considera importante Mm. da 2 punti di vista. Un punto di vista economico, come maggiori entrate fiscali, ma questo comporta anche un problema sul mercato interno americano, perché anche qua non dimentichiamoci che gli Stati Uniti dal 90 ad oggi hanno praticamente delocalizzato gran parte della produzione manifatturiera, e dovendola ricomperare questa produzione manifatturiera è chiaro che con i dazi aumenta il prezzo, aumentano i costi, aumentano l'inflazione, che non si riesce ad abbattere. Questa è la realtà dei fatti. E quindi lui sta, secondo me, usando la stessa posizione dei dazi, lo sta usando in un confronto con le amministrazioni pubbliche americane, che hanno come referenti prevalentemente i paesi, le regioni, gli stati democratici e le città democratiche. Non è a caso che, in considerazione dei possibili rischi sociali derivanti da una situazione di grossa tensione
finanziaria, sugli stipendi, sull'occupazione dei dipendenti pubblici, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, stiamo parlando della sanità, stiamo parlando dei militari, stiamo parlando di agenzie governative federali, stiamo parlando dei musei, stiamo parlando delle riserve come tante, insomma, no? E quindi questo cosa comporta? A mio parere una situazione di stallo. Trump vuole andare tutto sommato a negoziare una riduzione significativa dalla parte pubblica. Questo secondo me è importante e lo può fare attraverso un'azione di forza. Non è casuale che il rischio di eventuali rivolte sociali siano combinate con l'invio della Guardia Nazionale in tutte le città, fra virgolette, democratiche, le ha mandate anche a New York. Quindi il 4 novembre ci saranno le elezioni a New York e qui abbiamo la Guardia Nazionale a New York in presenza di elezioni a New York, quindi è un messaggio molto forte dal punto di vista politico, insomma, no? Anche perché le preferenze che i sondaggi danno oggi ai candidati sono quelle contrarie a quelle che vuole Trump e quindi Sì, sono in situazioni soldoni che avremo un sindaco islamico a New York, Zoran avremo a Mamdani. soldoni un sindaco islamico e quindi guarda caso ti manda la Guardia Nazionale, insomma, no? Ecco, questo secondo me è un fatto importante sul discorso di Reagan. Reagan aveva ragione perché era in un contesto diverso, in un mondo diverso, insomma. Quindi, e questa, l'altra osservazione che hai fatto sul cosiddetto sgocciolamento, e Sì, anche qui Kennedy entriamo nel vivo del tuo ragionamento, del tuo articolo. anche qui il problema qual è? Che aveva Ah, scusami, senso. prima di entrare su questo tema voglio ricordare, per chiudere il discorso precedente, Stati Uniti, India, Cina, che la Cina ha cominciato a ridurre l'acquisto di petrolio russo, secondo alcuni in maniera solo temporanea, vedremo, però è un segnale rispetto ai rapporti Putin-Xi Jinping. E dall'altra parte, giovedì prossimo, tra meno di una settimana, il 30 di ottobre, ci sarà un incontro in Corea del Sud tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese, a margine dell'incontro dell'Asia Pacific Economic Cooperation Forum, l'organismo di cooperazione economica tra tutti i paesi asiatici, compresa la Russia, peraltro, che fanno parte di questo organismo dal 1989. E l'incontro Xi Jinping-Trump è il primo incontro da quando Trump è ritornato alla presidenza e si parlerà sicuramente anche di dazi e della questione delle terre rare. E chiudo la parentesi. Però mi pare un segnale interessante della possibilità che ci siano novità anche in tema di rapporto Stati Uniti-Cina. I rapporti Stati Uniti-Cina dal punto di vista economico sono già molto forti, no? Non fosse altro che il debito americano rimane comunque anche in buona parte in mani cinesi, uno su tutti, però insomma, questa cosa è interessante. Ma torniamo al punto, se no divaghiamo troppo nella nostra mezz'ora che abbiamo già consumato per 2/3. Professore, questa cosa della trickle down tu la classifichi sostanzialmente come un'innovazione, ma di parole, perché è un concetto un po' frusto, un po' stantio. Io ho ricordato Kennedy che diceva che l'alta marea solleva tutte le barche e qualcuno l'ha paragonata alla trickle down economy, cioè al fatto di privilegiare fiscalmente, dare privilegi fiscali ai ricchi, che siano individui, che siano grandi corporation aziende, per beneficiare l'intera società. A me, diciamo un po' contadinescamente, mi viene da pensare che questo beneficio tu ce l'hai se lo dai direttamente ai ceti meno abbienti, no? Lo sgravio fiscale e la possibilità di tenersi più soldi in tasca, perché se mi favoriscono un ricco, io non vedo subito l'immediato beneficio nelle mie tasche, soprattutto in una società moderna. Forse valeva ai tempi di Adam Smith, quando il ricco, diciamo, La superato mano una certa... invisibile del mercato. appunto, diciamo, no? Anche Adam Smith la diceva più o meno così: se tu fai il bene dei ricchi, fai il bene anche dei poveri, ma in una società un po' più semplificata, nella Sì, quale sì, il ricco, attenzione. una volta soddisfatti i bisogni fondamentali, andava in cerca di altro e No, quindi comprava le cose dal povero. Mm. attenzione a non mischiare le cose e a non Eh, confonderle. eh, Allora, nel periodo di Kennedy è stato un periodo molto particolare, quello di Kennedy. E il discorso della marea non ha nulla a che fare con il gocciolamento, perché per il momento di Kennedy
le imposte sul reddito erano del 70%, no? Quindi stiamo parlando, ma che cosa è successo? Che cosa ha detto Kennedy? Kennedy sostanzialmente faceva un discorso in cui lui l'economia funzionava perché lo Stato in un qualche modo contribuiva a fare in modo che crescessero i salari delle classi medie, tant'è che nel periodo di Kennedy percentualmente crescevano di più i salari delle classi medie che non quella dei cosiddetti ricchi sostanzialmente, e i pagamenti, insomma i salari dei manager, anche i più ricchi, non superavano le 4-5 volte dei salari più bassi, e quindi c'era una forte capacità di controllo sociale, una grande concetto di bene comune con Kennedy, quindi è cresciuto moltissimo l'economia, ma ripeto, se andiamo a vedere i quintili dell'America, i quintili più bassi crescevano percentualmente in più dei quintili più ricchi, prova ne sia che i grandi manager non prendevano più di 4-5 volte, quindi c'era una situazione molto diversa da oggi. Il neoliberismo avviato da Reagan e avviato dalla Thatcher ha avuto nella finanza la sua massima esplosione. Per cui che cosa è successo? Che il neoliberismo, cioè il cosiddetto laissez-faire, ha consentito ai ricchi di fare alcune operazioni. Primo, quello di delocalizzare le attività produttive, e delocalizzare le attività produttive consente di ridurre i costi a proprio vantaggio, a scapito in parte dell'economia americana, perché tu sottrai dei posti di lavoro nel settore manifatturiero e li vai a creare in soggetti terzi come le imprese orientali, insomma, no? Che sia poi la Corea, che sia la Thailandia, che sia il Vietnam, che sia la Cina o quant'altro, l'Australia per esempio. E che cosa succede? Succede che questo è un fatto che deve essere molto chiaro e colpisce anche noi. Nel momento in cui tu generi ricchezza fuori dal tuo paese, questa ricchezza viene tassata fuori dal tuo paese, perché attraverso un processo di, perché poi tu delocalizzi i beni, poi però li devi ricomperare se li vuoi rivendere in patria. Quindi che cosa succede? Il cosiddetto carosello. In cosa consisteva il carosello? Che io faccio produrre in Cina, ad esempio, e ho un determinato costo, ma quel bene io non lo trasferisco immediatamente negli Stati Uniti, lo trasferisco attraverso un cosiddetto carosello ad un'altra società, a un altro paese, che aggiunge un'altra parte di imposta, cioè fino a quando io arrivo ad avere il mio bene negli Stati Uniti ha un costo che è molto vicino al prezzo di vendita. Quindi se io vado a vedere i grafici delle entrate fiscali americane, sono assolutamente crollati, perché le grandi imprese non pagano più le imposte nel paese. Qui abbiamo una separazione dello Stato dalla ricchezza e la ricchezza dallo Stato, e qui succede così anche noi, cioè la Luxor, Essilor Luxottica, le sue entrate, il suo fisco lo paga a Londra, non è che lo paga in Italia, e grandi società italiane hanno la loro residenza in paesi stranieri, Lussemburgo, Olanda, Londra. Quindi che cosa succede? Che questa trickle down non funziona, cioè funziona se tu queste risorse che generi, attenzione, le trattieni per ridurre la disuguaglianza tra classe media e la classe ricca. Ma se tu non hai entrate, cioè noi abbiamo un PIL oggi che se lo mettiamo al netto del PNRR è lo 0,2, lo 0,3, insomma il vero problema qual è la crescita del PIL e le entrate fiscali che sono in parte deviate, perché io andando a produrre all'estero, io l'effetto fiscale me lo traduco in benefici fiscali facendo un passaggio
come ho detto col termine di carosello, da una società a un'altra società, a un'altra società ancora, finché alla fine io pago in via differenziata il fisco in varie società, e quando mi arriva sempre aumentato, perché ogni passaggio aumenta il costo e aumenta il prezzo, quando mi arriva nel mio paese il prezzo a cui io lo vendo è molto vicino al costo, e quindi in realtà nel mio paese io non dichiaro utili o li dichiaro molto bassi. Questa è la realtà dei fatti. Quindi noi abbiamo oggi una situazione in cui questo modello, fra virgolette, di neoliberismo ha separato la ricchezza dai paesi e i paesi dalla ricchezza. E la ricchezza che si forma dove? Si forma nei paesi ombra, si forma alle Cayman, si forma da altre parti, si forma nelle isole del canale, si forma in aree che sono dal punto di vista fiscale neutrali. E questo è il problema. Quindi il fiscal drag è semplicemente una rifrittura del neoliberismo che funzionava a un certo punto con Reagan e con la Thatcher, ma perché le entrate venivano utilizzate per coprire la parte pubblica con dei sistemi di impiego pubblico. Oggi Trump che cosa sta facendo? Sta cercando di ridurre la parte pubblica, e anche col suo famoso Big Beautiful Act, no? Big Beautiful Bill La Act, legge di lui che bilancio, la cosa sua fa? finanziaria, insomma. Con la sua finanziaria che cosa fa? Arricchisce i ricchi e impoverisce i poveri. Quindi in realtà oggi gli Stati Uniti hanno un livello di disuguaglianza che è la più alta, tra le più alte, sicuramente la più alta tra i paesi occidentali, e una dei più alti nella storia degli Stati Uniti, insomma, no? Quindi questo crea una situazione nel momento in cui cresce la marea, ma la marea deve crescere per tutti e non cresce nell'uguale misura se l'imposizione fiscale e se l'aiuto alla classe media attraverso sistemi di welfare o di compensazioni fiscali. Tu non puoi fare come in Italia una finanziaria in cui dai 20 euro in più al mese, insomma, no? È ridicolo. Però non ci sono le risorse. Il problema vero che anche in Italia tu fai quello che puoi perché il debito è quello, e il problema qual è? Il problema oggi che la percentuale con cui cresce il costo del debito in Italia, cioè attraverso gli interessi, eccetera, è superiore percentualmente alla crescita in percentuale del PIL. Cioè noi abbiamo un debito di 3.000 miliardi, 3.050 miliardi, e abbiamo un PIL di 2.250 miliardi. Cioè, questa è la realtà. Quindi in realtà non, l'effetto peraltro è che, come ha ricordato Altomonte della Bocconi, i salari non crescono, cioè tu hai avuto un aumento dell'inflazione e un aumento, fra virgolette, del prelievo fiscale, perché l'inflazione ha gonfiato i risultati, però i salari non sono aumentati a livello di reddito. Questo è un problema grande, e sicuramente l'altro problema è legato al rischio, fra virgolette, occupazionale in Italia, perché molte imprese chiudono ogni giorno, insomma. Allora, Quindi professore, tu questo concludi. gocciolamento va sempre collegato al periodo storico e va collegato. Allora, aveva ragione Kennedy, ma ripeto, le imposte sul reddito erano del 70% e la Allora, classe media professore, cresceva di più. dobbiamo concludere. Tu concludi il tuo articolo in questo modo, no? Non facciamoci ingannare dalle innovazioni di parole, quelle puramente verbali, su concetti che hanno sostanzialmente fallito nella storia, no? E lo segnalava Certo, già che Keynes nel 26, che questa roba qua non funziona. E invece recuperiamo il buon senso di colui che mette il fieno in cascina e non riempie di vino nuovo le botti vecchie, cioè in sostanza non ci facciamo incantare dalle parole, ma torniamo alle radici, perché altrimenti quello che trickle down, cioè che gocciolerà, sarà soltanto il debito e l'insipienza. Mi viene alla mente adesso un pezzo che poi ti giro del nostro amico Max Del Papa, che ha appena commentato la finanziaria, in questo caso la nostra, quella italica, come la finanziaria di Pasquino, la manovra di Pasquino, perché la spesa pubblica non si tocca. Le istituzioni camorristiche, leggi i partiti, la controllano per spartirsela, quello che dicevamo più o meno anche noi, no? Infatti ci sono liti in questi giorni qui per
fra partiti perché io voglio questo, te vuoi quell'altro, però la spesa pubblica non si tocca. Il taglio alle tasse della popolazione comune, di quel che rimane della classe media o medio-bassa, non si intravede più di tanto. E l'Italia camaleontica e gattopardesca non cambia, i politici campano sereni, sono maledetti sui social, ma sono riveriti. E quindi è la finanziaria di Pasquino, cioè il popolano che maledice in forma anonima il potere, ma poi si presenta sempre col cappello in mano davanti al potente. Potente, sei sporco, sei infame, ma fammi vivere e ti voto. Faccio quello che vuoi e rinuncio alla mia dignità e libertà. Condividi, professore, in sintesi, per salutarci? Drammaticamente sì, ritorniamo a Francia e Spagna purché si magna, insomma, no? È drammaticamente così. L'Italia è il paese in cui si saltano sempre sul carro del vincitore, che comunque sia, se poi cambia il carro, si salta sull'altro carro. Abbiamo una storia fatta di gente che salta da una parte all'altra e qui il concetto di bene comune è scarsamente condiviso e abbiamo una situazione preoccupante dal punto di vista della generazione del pensiero, della generazione delle idee, della creatività, senza le quali tu non vai avanti in una società di questo genere, insomma, no? E come diceva Einstein, che qualche volta abbiamo ripetuto, non puoi risolvere un problema con lo stesso pensiero che l'ha creato. Quindi è evidente che questo modello che sta creando disoccupazione, povertà e disuguaglianza non può andare avanti così, cioè puoi tirare avanti tenendo ferme un po' le biglie, ma sei su una china molto pericolosa. Questa è la realtà, quando hai il Allora, 137% di debito sul PIL. professore, sono le 11.03, mea culpa, dobbiamo salutarci qua. Io ti ringrazio, come sempre, magari poi leggeremo anche l'articolo che abbiamo citato, il tuo articolo prossimamente. Noi l'abbiamo in anteprima, fresco fresco, ci risentiamo il 14 novembre. Grazie al professor Fabrizio Pezzani. Grazie a voi a tutti, buona giornata.